Presentata oggi la candidatura a sindaco di Agrigento di Michele Sodano per il movimento controcorrente di Ismaele Lavardera. Il senatore Davide Faraone di Italia Viva propone Roberta Lala primo cittadino della città. A Siculiano ufficializzato il nome di Santino Lucia in corsa per la sindacatura. Visita del premier Giuseppe Conte a Niscemi, ha visitato i luoghi della frana e incontrato i cittadini sfollati. Il Consiglio Comunale di Agrigento dice sì alla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali. A Raffadali i carabinieri scoprono un'autodemolizione abusiva, 2 le persone denunciate. Condanna definitiva per Gaetano Sciortino, autore dell'omicidio del marmista di Cattolica Eraclea Giuseppe Miceli, avvenuta nel 2015. Fabrizio Danile, il nuovo segretario della UIL Funzione Pubblica, eletti anche gli organi statutari che lo affiancheranno nel suo mandato. All'ospedale di Agrigento, straordinario intervento al reparto di cardiologia, impiantato un piccolo pacemaker senza fili in una donna in gravidanza, eseguito dal dottor Caramanno e dalla sua equipe. A Gela è inaugurato il nuovo museo dei relitti greci dall'assessore regionale ai beni culturali Scarpinato. Buongiorno, benvenuti col nuovo appuntamento di oggi, mercoledì 25 febbraio. Sarà l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Michele Sodano il candidato sindaco proposto per le prossime amministrative di Agrigento per il movimento controcorrente di Ismaele Lavardera. Il servizio. Sarà l'ex deputato del Movimento 5 Stelle Michele Sodano il candidato sindaco proposto per le prossime amministrative di Agrigento per il movimento controcorrente di Ismaele Lavardera. Ad annunciarlo con una conferenza stampa stamani è lo stesso deputato regionale che ha dichiarato, messo a disposizione degli alleati, la candidatura di Michele Sodano a sindaco di Agrigento, nonostante siamo usciti dal tavolo regionale, nonostante i ripetuti attacchi da pezzi del campo progressista. Oggi ancora una volta facciamo il tentativo di parlare di alleati. Lo facciamo ad Agrigento, città simbolo dei disastri perpetrati dagli alleati di Schifani, ha detto Lavardera, compagni di merende che hanno lanciato la candidatura di un altrettanto dinosauro. Bene, davanti a Sodano Senior non lanciamo Sodano Junior, 2 visioni diametralmente diverse di città, di futuro e di speranza. Mettiamo a disposizione, afferma Lavardera, della città e degli alleati la candidatura di Michele Sodano, pronti a confrontarci sin da subito su programma e squadra. Nessun uomo solo al comando può salvare una città. Noi lanciamo una proposta sperando che gli alleati possano apprezzarla. E per le prossime amministrative il senatore Davide Faraone propone le candidature di 2 donne, Musolino a Messina e Roberta Lala ad Agrigento. Noi continuiamo a pensare che sia necessario allargare la coalizione di centrosinistra coinvolgendo le energie civiche disponibili senza preclusioni ideologiche e senza veti incrociati, lo afferma Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, Casa Riformista. Queste elezioni si vincono con alleanze larghe, ma anche con candidature autorevoli e di rottura capaci di parlare oltre i confini tradizionali delle forme riformiste e progressiste. Per Agrigento, afferma Faraone, proponiamo una donna, Roberta Lala, che in questi anni si è distinta per battaglie nette e coerenti contro una pessima amministrazione, incapace persino di valorizzare fino in fondo il progetto di Agrigento. Mettiamo sul tavolo 2 donne per guidare 2 città importanti. Adesso serve una scelta rapida e soprattutto serve che prevalga la voglia di vincere, non quella di limitarsi a partecipare, conclude il senatore Davide Faraone di Italia Viva. Santino Lucia, il nuovo candidato a sindaco di Siculiana, a sostenerlo un'alleanza ampia, coesa e rappresentativa del territorio, il nostro servizio. I gruppi politici e civici che oggi compongono la coalizione hanno avanzato in modo unitario e convinto la proposta di candidatura a sindaco di Siculiana di Santino Lucia, riconoscendone
Il profilo di equilibrio, competenza e capacità di unire sensibilità diverse. La scelta è maturata al termine di un confronto serio e costruttivo tra le varie componenti accomunate dalla volontà di costruire un progetto amministrativo credibile e orientato al futuro. Dopo un'attenta riflessione e un dialogo approfondito con le forze coinvolte, Santino Lucia ha sciolto la riserva accettando la candidatura per senso di responsabilità e per amore verso la comunità di Siculiana. A sostenerlo si è formata un'ampia alleanza coesa e rappresentativa del territorio. Ne fanno parte il gruppo guidato dal consigliere comunale Davide Lauricella, dall'ex sindaco Leonardo Lauricella, il gruppo dell'ex sindaco Giuseppe Sinaguglia, garanzia di visione amministrativa e conoscenza delle dinamiche comunali, i gruppi politici di Vincenzo Modicamore, espressione delle nuove istanze civiche e sociali, e quelli facenti capo a Salvatore Guarraci e Marco Bonsignore e Domenico Marsala, già ex assessori. Si tratta di un progetto che unisce esperienza e rinnovamento, radicamento nel territorio e apertura al cambiamento. Le diverse componenti hanno scelto di mettere da parte ambizioni personali per costruire una squadra compatta, determinata a lavorare per una Siculiana più efficiente, più trasparente, più pulita e più attrattiva dal punto di vista turistico. Un vero patto con i cittadini di Siculiana fondato su responsabilità, concretezza e visione, con l'obiettivo di restituire alla città il ruolo che merita nel panorama provinciale e regionale. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto visita ieri ai luoghi colpiti dal maltempo in Sicilia, quindi si è recato a Niscemi per incontrare i cittadini che hanno perso la casa per via della frana in servizio. Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto visita ieri ai luoghi colpiti dal maltempo in Sicilia e quindi si è recato a Niscemi per incontrare i cittadini che hanno perso la casa per via della frana. Alcuni di loro hanno denunciato le difficoltà a trovare una sistemazione alternativa, affermando come gli affitti per una nuova casa sono alle stelle e non tutti riescono a permetterseli, anche col contributo. Il leader del Movimento 5 Stelle ha ringraziato poi le forze dell'ordine e la protezione civile per l'impegno profuso, sollecitando un'assunzione di responsabilità a tutti i livelli istituzionali. Conte ha affermato quanto è fondamentale che ci sia la massima assunzione di responsabilità a livello istituzionale. Ci vorranno molte più risorse, non solo per i ristori, ma anche per ricostruire le case e le attività commerciali. Quest'area e questo centro storico non sono abusivi. Parliamo di edifici storici costruiti anche 400 anni fa. Non c'è abusivismo. Ma una tristezza infinita, perché vedere quello che era un centro storico pulsante di una comunità cittadina, vedere case che racchiudono sacrifici di una vita nell'arredamento, nella costruzione, nel mantenimento, adesso vedere questo deserto, un deserto esistenziale, è terribile, veramente fa una gran tristezza. Pensare addirittura che molti non potranno tornare. Adesso però è veramente urgente che ci sia l'assunzione massima di responsabilità a tutti i livelli istituzionali, ci sia massima collaborazione, non solo per i ristori immediati, c'è un primo stanziamento, credo che non basterà, bisogna già pensare, perché molte qui non si tratta qui di perdite subite, qui si tratta di costruire nuove abitazioni, di andare ad abitare altrove, di costruire nuove attività, quindi di ripartire completamente, perché è una prospettiva che non è solo quella di chi ha subito un danno, è la prospettiva di chi deve ricostruire, quindi occorrono molti stanziamenti. Nello stesso tempo sono fortemente preoccupato, perché per dare un futuro a questo centro storico, che non è abusivo, perché qui parliamo di 400 anni di abitazioni che hanno una storia, un passato, e non c'è un abusivismo, per dare un futuro bisogna subito progettare la messa in sicurezza di questo quartiere, di quest'area, e per la messa in sicurezza occorrono progetti seri, occorrono progetti dal punto di vista tecnico assolutamente solidi, consolidati, per dare un futuro a questa comunità, per far tornare quanto prima e far rivivere questo quartiere. Presidente. E nella seduta di ieri sera il Consiglio Comunale di Agrigento, in accordo con l'amministrazione attiva, ha votato ben 2 atti per manifestare la volontà dell'ente di aderire alle procedure
di definizione agevolata dei tributi, l'IMU, Tari, la TOSAP e di rinunciare a interessi e sanzioni. È volontà del Consiglio Comunale dare la possibilità di rottamare le cartelle, anche quelle scritte a ruolo. Nel corso della seduta del Consiglio si è appreso che il termine del 30 aprile non si applica alla rottamazione dei tributi locali. Adesso si aspetta il regolamento da parte degli uffici per definire le modalità operative per effettuare i pagamenti, ma il Consiglio Comunale ha deciso di rinunciare a sanzioni e interessi e di fare pagare solamente la sorte capitale, ovvero il tributo. Per noi è importante avviare le procedure prima della fine della nostra consigliatura. Anche gli agrigentini meritano le stesse possibilità degli altri comuni d'Italia. Ieri abbiamo fatto il primo passo, adesso incalzeremo gli uffici per portare velocemente il regolamento in aula. La rottamazione si farà. Lo abbiamo votato ieri, adesso inizia la battaglia per renderlo operativa nel più breve tempo possibile, così quanto dichiarato dai consiglieri comunali di Agrigento all'unanimità. Passiamo ora alla cronaca. A Raffadali, i carabinieri della locale stazione, con il supporto del centro anticrimine Natura, dei carabinieri di Agrigento, del personale ALPA, hanno individuato in contrada Sant'Anna un'area adibita a presunta attività di autodemolizione svolta in assenza delle previste autorizzazioni di servizio. A Raffadali, i carabinieri della locale stazione, con il supporto del centro anticrimine Natura, carabinieri di Agrigento e del personale dell'ARPA, hanno individuato in contrada Sant'Anna un'area adibita a presunta attività di autodemolizione svolta in assenza delle previste autorizzazioni. Nel corso dei controlli eseguiti nell'ambito dei servizi di tutela ambientale, i carabinieri hanno rinvenuto su un terreno privato numerosi veicoli fuori uso e parti meccaniche accatastate, verosimilmente destinati allo smontaggio e al recupero dei componenti. All'interno del sito sono stati sottoposti a sequestro 24 auto e 2 motociclette, 3 furgoni non funzionanti e parzialmente smontati, un natante, diversi motori di autoveicoli, numerose parti meccaniche e rifiuti speciali, tra cui pneumatici. Al termine degli accertamenti l'intera area è stata sequestrata e i carabinieri hanno deferito all'autorità giudiziaria un quarantenne di Raffadali e un trentenne residente a Porto Empedocle, ritenuti allo stato degli atti responsabili in concorso di gestione non autorizzata e abbandono di rifiuti in violazione alla normativa prevista dal testo unico dell'ambiente. L'attività si inserisce nell'ambito dei controlli del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati ambientali, la gestione illecita di veicoli fuori uso e di materiali potenzialmente inquinanti, se effettuata senza le necessarie cautele e autorizzazioni, determinando contaminazioni del suolo, delle falde acquifere e possibili ripercussioni sull'ambiente e sulla salute pubblica. Diventa definitiva la condanna a 24 anni di reclusione nei confronti di Gaetano Sciortino, un operaio di 59 anni, accusato dell'omicidio di Giuseppe Miceli, marmista di Cattolica Eraclea, ucciso il 6 dicembre del 2015 all'interno del suo laboratorio in via Crispi. Lo ha deciso la Cassazione rigettando il ricorso della difesa e servizio. Diventa definitiva la condanna a 24 anni di carcere nei confronti di Gaetano Sciortino, operaio di 61 anni, per l'omicidio di Giuseppe Miceli, marmista di Cattolica Eraclea, ucciso il 6 dicembre del 2015 all'interno del suo laboratorio in via Crispi. Questo quanto disposto dalla Cassazione, che nel rigettare il ricorso della difesa ha messo il sigillo su una vicenda giudiziaria lunga e complessa. Nelle prossime ore dunque potrebbe arrivare anche l'ordine di carcerazione per Sciortino per scontare la pena ormai diventata definitiva. I familiari della vittima, costituiti di parte civile, sono rappresentati dagli avvocati Antonio Gaziano e Rino Di Caro. L'operaio invece è difeso dagli avvocati Santo Lucia e Giovanna Morello. A 11 anni dai fatti si chiude così un caso che è stato caratterizzato da ben 4 processi tra condanne e assoluzioni. La Corte di Assise di Agrigento, in primo grado nel 2022, aveva inflitto 24 anni di carcere a Sciortino, nonostante la richiesta di ergastolo avanzata dalla Procura.
In secondo grado invece il ribaltone con una sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste. Poi un nuovo colpo di scena con l'intervento della Cassazione che annullò l'assoluzione disponendo un nuovo processo bis al margine del quale sono stati inflitti 24 anni di reclusione all'imputato. Oggi la condanna divenuta definitiva. L'omicidio di Miceli, un piccolo artigiano di Cattolica Eraclea, si è consumato nel dicembre del 2015 con il ritrovamento del cadavere all'interno del suo laboratorio, che ha agito l'ha fatto con estrema efferatezza, utilizzando come armi del delitto alcuni attrezzi e un acquasantiere in marmo. Gaetano Sciortino veniva arrestato dai carabinieri 2 anni dopo. A incastrarlo, secondo l'ipotesi accusatoria, ci sarebbero stati diversi elementi, tra cui il ritrovamento di una scarpa in un'area rurale, la cui impronta sarebbe compatibile con quella repertata dal RIS sulla scena del crimine, il presunto pedinamento del giorno precedente e la distruzione di alcune punte da trapano da parte dei figli dell'imputato intercettati che appartenevano alla vittima. Il movente del delitto, secondo quanto scritto nella sentenza della Corte di Appello di Palermo, sarebbe di natura economica, prima il furto di una valigetta con degli attrezzi di valore, poi una rapidissima escalation di violenza culminata con una rapina finita nel sangue. L'ipotesi, fino alla sentenza del processo bis, non era mai stata pienamente sposata neanche nella fase di emissione della misura cautelare nei confronti dell'operaio. Lascia un'auto sotto casa parcheggiata in via Cristoforo Colombo e al momento di riprenderla non la ritrova più. È una Lancia Ypson di proprietà di una pensionata di 66 anni, la vettura rubata nelle ultime ore a Canicattì. Dalle indagini, dopo essere intervenuti sul posto, si stanno già occupando i carabinieri del comando della compagnia. La donna, stando a quanto emerge, aveva posteggiato l'auto nei pressi della sua abitazione prima delle 22. L'indomani mattina la macchina non c'era più, inutile ogni tentativo di ritrovarla per la proprietaria e il marito, che non hanno. Il danno è stato quantificato in circa 3.000 euro e non è coperto da nessuna polizza assicurativa. I carabinieri, come procedura investigativa esige, si sono già sincerati circa l'eventuale presenza di impianti di videosorveglianza presenti nella zona dove la vettura era stata ben lasciata. Non filtrano indiscrezioni in merito all'attività investigativa, potuto far altro che comporre il 112. Il GIP del Tribunale di Agrigento, Alberto Lipini, ha convalidato l'arresto di un 23enne di Favara, finito in carcere con le accuse di lesioni personali e oltraggio a resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha disposto la scarcerazione dell'indagato applicando la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per la firma. Il giovane è stato arrestato dai poliziotti della questura di Agrigento nella serata di sabato scorso nei pressi di via Atenea, nei luoghi della movida. Secondo quanto ricostruito, dopo essere andato in escandescenza si sarebbe scagliato contro uno degli agenti impegnato nel dispositivo di sicurezza. Il poliziotto è rimasto ferito, è stato trasferito all'ospedale San Giovanni di Dio, dove gli sono stati diagnosticati traumi giudicati guaribili con una prognosi di 10 giorni. Il 23enne favarese è stato arrestato, mentre un suo amico 20enne di Favara è stato denunciato a piede libero. Il nuovo Consiglio territoriale provinciale della UIL Funzione Pubblica di Agrigento, che si è svolto ieri presso la Sala Pellegrino della provincia, che ha visto un'ampia partecipazione di iscritti, ha eletto Fabrizio Danile come nuovo segretario generale e gli altri organi statutari che lo affiancheranno nel suo mandato e servizio. Si è concluso con una grande partecipazione il primo congresso provinciale della UIL Funzione Pubblica di Agrigento, che ha eletto i nuovi organi dirigenti e statutari, Consiglio Esecutivo Territoriali, sancendo così l'unificazione tra UIL FPL e UIL PA in una struttura più forte per tutelare i lavoratori della pubblica amministrazione e dei servizi locali. Luigi Danile è il nuovo segretario generale, eletto per guidare il territorio nella provincia di Agrigento, la nuova federazione UIL Funzione Pubblica, funzione centrali, sanità, regione siciliana, funzioni locali, terzo settore, enti e casse previdenziali. Fabrizio Danile è affiancato da Alfonso Bonaccolta regionali, Calogero Speziale pubblica amministrazione, Renato Volpe funzione locale, Michele Arcuri sanità,
tesoriere Salvatore Cottone, dipartimenti, funzioni centrali Giuseppe Monreale, funzioni locali Antonio Quagliata, per la sanità Denise Spallino, per il terzo settore Vincenzo Pedalino, per gli enti e le casse Annalisa Lala. Eletti anche i responsabili territoriali dei servizi ratificati, i responsabili territoriali del GAO Sanità Giuseppe Gentile, dirigenza sanitaria Angelo Boschetti, coordinamento infermieri Rita Di Bella. Nel suo intervento conclusivo Danile ha voluto sottolineare la volontà della UIL FP, Funzione Pubblica di Agrigento, di continuare a essere un punto di riferimento per i lavoratori, promuovendo il dialogo sociale, la contrattazione e la valorizzazione del lavoro pubblico come leva di crescita per il territorio. Danilo chiuse i lavori ribadendo il ruolo della UIL FP Funzione Pubblica, dialogo sindacale, contrattazione e rinnovi, progressioni verticali, stagione concorsuale, turnover del personale, welfare, smart working e benessere lavorativo per la valorizzazione del lavoro pubblico contro ogni forma di precariato per il territorio. Straordinario intervento eseguito presso il reparto di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, dove alcuni giorni fa è stato impiantato con successo un pacemaker miniaturizzato senza fili in una donna di 26 anni alla 12ª settimana di gravidanza. La giovane paziente accusava facile affaticabilità causata da una frequenza cardiaca molto bassa e una condizione potenzialmente pericolosa sia per la madre che per il feto. L'eccezionalità del caso risiede nel fatto che l'impianto di pacemaker in donne in gravidanza rappresenta un evento estremamente raro. In Italia e nel mondo si contano soltanto pochissimi casi. Il caso è stato discusso collegialmente tra i medici del reparto di cardiologia che hanno valutato i rischi e i benefici per la paziente molto giovane in gravidanza, ha portato alla decisione da parte del dottor Giuseppe Caramanno, primario della cardiologia di Agrigento, a optare per l'impianto del pacemaker senza fili, nonostante le esperienze mondiali siano molto limitate. L'intervento è stato eseguito dal dottor Gerlando Pilato dell'unità operativa di emodinamica, di cui è responsabile il dottor Salvatore Geraci, insieme al dottor Gabriele Giannola, cardiologo, elettrofisiologo, specialist della Medtronic, produttrice del micro pacemaker senza fili. È stato inaugurato nell'area demaniale di Bosco Littorio a Gela nel Nisseno il Museo dei Relitti Greci. Il servizio. È stato inaugurato nell'area demaniale di Bosco Littorio a Gela il Museo dei Relitti Greci, una struttura che accoglie e racconta uno dei ritrovamenti più significativi della storia antica dell'isola, una nave da carico rinvenuta nel 1998 sui fondali marini antistanti la costa di Contrada Bulala, a circa 800 metri dalla costa. La struttura è stata interamente finanziata dall'assessorato beni culturali con un importo di 5 milioni di euro a valere sul Port Sicilia. Il progetto, la direzione dei lavori e l'allestimento sono stati curati interamente dalla Sovrintendenza per i beni culturali di Caltanissetta, guidata da Daniele Gullo. Alle risorse stanziate dalla Regione si è aggiunto lo scorso anno anche un finanziamento straordinario di 480.000 euro da parte dell'ARS destinato al ripristino degli impianti danneggiati dai ripetuti furti di cavi elettrici, oltre a ulteriori danneggiamenti e atti vandalici che si sono susseguiti nei 5 anni di allestimento della sede del museo a Gela. Oggi è una giornata epocale non solo per Gela ma per la Sicilia tutta. L'apertura del Museo dei Relitti Greci coniuga da una parte la storia millenaria del Mar Mediterraneo, dall'altra parte esalta l'identità siciliana. Un museo che era atteso da anni e che il governo Schifani finalmente con grande slancio e impegno e abnegazione ha aperto e ha restituito alla fruizione di tutta la comunità. Un museo che si estende per 4.000 metri quadrati, che ospita all'interno sale multimediali, aule disciplinari e multidisciplinari, ma anche depositi archeologici. Una grande vittoria per Gela, ma una grande vittoria per la Sicilia tutta. Recuperati 38 kg di droga sulla spiaggia di Tre Pietracce a Milazzo, i colleghi di Messina.
Importante operazione antidroga lungo il litorale di Milazzo. Nella mattinata di ieri i militari del nucleo operativo di polizia ambientale della Guardia Costiera della città mamertina hanno sequestrato circa 38 kg di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish, rinvenuti sulla spiaggia delle Tre Pietracce. Il ritrovamento è avvenuto nel corso di un'attività di controllo e vigilanza all'interno dell'area marina protetta di Capo Milazzo, zona sottoposta a costante monitoraggio ambientale e costiero. L'attenzione dei militari è stata attirata da un involucro sospetto abbandonato sull'arenile. La sostanza era occultata in una borsa artigianale, realizzata con materiale plastico e nastro adesivo, sigillata con numerosi strati protettivi, verosimilmente predisposti per preservarne il contenuto dell'azione dell'acqua marina. All'interno del contenitore sono stati rinvenuti 350 panetti di piccola grammatura, ciascuno confezionato singolarmente, con ulteriori involucri impermeabili. Secondo una prima stima, il quantitativo complessivo supera i 38 kg. La droga è stata immediatamente posta sotto sequestro. La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, ha disposto il sequestro del materiale e l'esecuzione degli accertamenti chimico-tossicologici necessari per confermare l'esatta natura della sostanza. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per accertare la provenienza dello stupefacente e verificare eventuali collegamenti con traffici illeciti via mare. Le indagini proseguono sotto il coordinamento dell'autorità giudiziaria competente. Accordo Regione Garante dei Detenuti e Trenitalia per i voucher trasporto visite parentali, i colleghi di Trapani. Un sostegno ai familiari di detenuti in difficoltà economiche per l'acquisto di biglietti ferroviari per raggiungere le carceri, da erogare in forma di voucher nominativi del valore di 50 euro per ogni singolo familiare che ha il diritto di partecipare ai colloqui. È il frutto di un'iniziativa regionale siglata tra il Garante isolano per la tutela dei diritti dei detenuti e Trenitalia, ufficializzato a Palazzo d'Orléans. Presenti il presidente della regione Renato Schifani, il garante Antonino De Lisi e il direttore regionale Trasporto Sicilia di Trenitalia Pasquale Cammisa. Andiamo alle dichiarazioni. Per il presidente Schifani un accordo di grande valenza sociale senza precedenti, un atto concreto di solidarietà nei confronti delle famiglie di persone che stanno già pagando il loro debito con la società e che non devono essere ulteriormente penalizzate a causa di difficoltà economiche. E continua, facciamo sentire la vicinanza della comunità regionale nel percorso di recupero sociale. La carta dovrà essere usata per l'acquisto di biglietti ferroviari, il credito è utilizzabile fino all'esaurimento del saldo e non si può convertire in denaro, non può essere usata per pagare a bordo del treno. Le amministrazioni dei 26 istituti penitenziari siciliani stileranno una lista con i nomi dei soggetti che presenteranno istanza. Il garante, dopo una selezione sulla base dei requisiti economici, richiederà a Trenitalia l'emissione delle carte per gli aventi diritto. Per De Lisi è una misura sperimentale per la quale mi sono, dice, impegnato fin dal mio insediamento. Siamo la prima regione, continua, a mettere in atto questo provvedimento di grande civiltà che mi auguro abbia successo e venga riproposto nel resto d'Italia. La carta, conclude Cammisa di Trenitalia, si può utilizzare su tutti i treni della regione, in tutte le agenzie di viaggio abilitate, nelle nostre biglietterie e online attraverso un codice PIN da digitare. E conclude, è un'iniziativa che consente di andare incontro alle esigenze delle famiglie dei detenuti. Ma ascoltiamo le dichiarazioni sia del governatore Schifani, del direttore di Trenitalia Cammisa, del garante De Lisi e abbiamo aggiunto noi del segretario del sindacato di Polizia Penitenziaria SPP di Giacomo. Quando si espia una pena il prezzo lo pagano non soltanto i detenuti, hanno sbagliato, è giusto che sia così, ma anche i familiari che subiscono la loro distanza affettiva, anche lavorativa. Allora questa iniziativa della Regione promossa dal Garante dei Detenuti vuole fare in modo che i familiari possano vedere più facilmente, più agevolmente, anche sotto un profilo finanziario, i loro parenti detenuti. Credo che sia importante questa iniziativa di oggi, non solo perché l'Ufficio del Garante ha deciso di investire le sue risorse economiche
anche perché insomma in minima parte per quello che è stato possibile nell'acquisto di questi voucher, di questi ticket di biglietti, ma è importante perché ha una alta valenza sociale. Credo che riavvicinare, dare l'affettività ai detenuti che da tanto tempo per motivi economici non hanno potuto vedere i propri cari, i propri figli, i propri genitori, le proprie mogli, sia di alto spessore e di alto valore. È un'esigenza di mobilità che va incontro alle famiglie dei detenuti, è una carta del valore di 50 euro scalabile che si può utilizzare in tutte le agenzie di viaggio abilitate, le nostre biglietterie e anche online attraverso un codice PIN da digitare. Il provvedimento della Regione Sicilia è sicuramente il primo in Italia che va in tal senso. È ancora da scoprire bene il funzionamento, non sappiamo se è legata all'ISEE, perché è vero che la rieducazione è l'elemento essenziale, mantenere i rapporti con i familiari è imprescindibile. Bisogna capire se questi aiuti vengono dati a chi ha un ISEE bassissimo, che realmente non si possa permettere di poter raggiungere il familiare, o meno. Poi comunque la Regione Sicilia secondo me avrebbe potuto investire meglio questi soldi, soprattutto per quanto riguarda la sanità penitenziaria, che è di sola e stretta competenza della Regione Sicilia, in un momento di difficoltà che il sistema carcerario sta affrontando, con suicidi, morti e poliziotti picchiati e un disinteresse assoluto. Bene il provvedimento, però si poteva sicuramente fare meglio e spendere meglio questi soldi. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere in tutta Italia sul canale 268 del digitale terrestre, streaming sul sito www.televideagrigento.tv, il telegiornale sul canale 93 di Video Sicilia alle 15 e alle 20, con replica la mattina alle 9. I nostri servizi si possono visionare sul canale YouTube di TVA Televideo Agrigento. E questo è tutto e vi auguriamo una buona festa di San Gerlando.